Buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. Rischia di trasformarsi in una vera e propria stangata il caro energia per le imprese, con ricadute pesanti anche per il lavoro. Con l'aumento dei prezzi e la chiusura quindi di alcune linee produttive, 5.000 addetti rischiano di restare a casa. E questo è l'allarme lanciato oggi dalla CGIA di Mestre. Sentiamo. Il salasso è pesante, tale da poter creare un vero e proprio blackout nel giro di pochi mesi. Si stima che nel primo trimestre di quest'anno le imprese del Friuli Venezia Giulia saranno chiamate a pagare, rispetto al 2019, ben 525 milioni di euro in più di energia elettrica e gas. Se questi aumenti di prezzo dovessero perdurare per una buona parte di quest'anno, non è da escludere che 5.000 addetti del Friuli Venezia Giulia occupati nell'azienda a forte consumo di energia rischino anche temporaneamente di rimanere a casa. La stima arriva dalla CGIA di Mestre. Con bollette da capogiro rischiano di chiudere o, nella migliore delle ipotesi, di lasciare a casa una parte importante dei propri dipendenti. Dobbiamo aiutarle. Il premier Draghi in questi giorni ha annunciato che l'esecutivo sta mettendo a punto un intervento di ampia portata per calmierare i prezzi delle bollette, una misura che dovrebbe aggirarsi tra i 5 e 7 miliardi di euro, ma che potrebbe non bastare. C'è bisogno di uno scostamento di bilancio importante, anche per non compromettere la ripresa economica. Con aumenti che in alcuni casi sfiorano anche il 400%, i settori energivori sono più a rischio rispetto agli altri. A rischio sono soprattutto le imprese del vetro, della ceramica, del cemento, della plastica, della produzione di laterizi, la meccanica pesante, l'alimentazione e la chimica. Passiamo ora alla cronaca. Indagini sono in corso dopo una lite avvenuta questa mattina all'alba a Trieste, in cui sono rimaste ferite 2 giovani stranieri con armi da taglio. Sul posto è intervenuta la polizia, che sta svolgendo accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e per risalire agli aggressori. Secondo una ricostruzione, alla lite avrebbero partecipato un gruppo di persone che all'arrivo delle forze dell'ordine non erano più presenti sul posto. A terra invece c'erano i 2 giovani feriti. La lite è avvenuta tra via Battisti e via Rismondo verso le 5, sul posto anche il 118. I 2 sono stati portati all'ospedale di Cattinara, non sarebbero in pericolo di vita. E poi ci sono nuovi imbrattamenti con frasi che richiamano al nazifascismo apparsi ad Aquileia questa mattina. Vediamo anche le foto. Questa volta ad essere colpita è stata la sede della Protezione Civile. L'azione è stata condotta nella notte ed era volta a screditare in particolar modo il primo cittadino, Emanuele Zorino. I vandali hanno verniciato di nero le pareti esterne dell'edificio posto in via Minuto con frasi minacciosi, croci celtiche, un disegno che rimanda al gioco dell'impiccato. Questo è un atto vandalico anonimo come solo i codardi e i rabbiosi sanno fare. Una ferita al cuore, dice il sindaco Zorino, una ferita al cuore per tutta Aquileia. Non è stato sporcato solo su un edificio pubblico, ma è un chiaro simbolo questo della comunità che è stato colpito. Ancora cronaca, un locale di Maniago è stato chiuso dalla polizia per 5 giorni ieri sera. Gli agenti hanno riscontrato come l'osteria vecchia Maniago fosse stata trasformata in una vera e propria discoteca abusiva. Ci dice tutto Alberto Commisso. L'osteria vecchia Maniago è stata chiusa per 5 giorni. Ieri sera alle 21:30 i poliziotti della questura di Pordenone, dopo che da un monitoraggio della rete internet era emersa la pubblicazione di un evento musicale all'interno dello stesso locale, hanno riscontrato come nel cortile si stesse svolgendo la presenza di un DJ e di un centinaio di avventori attività di discoteca abusiva. L'iniziativa è stata immediatamente interrotta dagli agenti, in quanto si era creata una situazione di assembramento tra i giovani, tutti privi di mascherina e riuniti nelle vicinanze della console. Le verifiche amministrative hanno consentito di accertare poi che l'evento si stava svolgendo senza la prescritta autorizzazione. Inoltre è emerso che il gestore dell'esercizio era privo di Green Pass e non aveva ottemperato alla normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19. Severi poliziotti hanno rilevato come lo stesso non avesse provveduto a controllare che tutti i dipendenti e gli avventori fossero muniti del certificato verde. Rilevata la violazione della normativa anti-Covid, si è proceduto alla chiusura provvisoria per 5 giorni e alla contestazione della conseguente sanzione pecuniaria.
uffici della questura stanno procedendo ad ulteriori approfondimenti e accertamenti per verificare se il locale fosse in regola con le autorizzazioni e licenze del pubblico esercizio, dal momento che era in corso una serata danzante con tanto di DJ. E a proposito di mascherine, ieri era anche il primo giorno senza mascherine all'aperto, ma lontani comunque da assembramenti. Vediamo com'è andata. Oggi ho messo il rossetto per festeggiare, possiamo vederci finalmente la bocca e sorridere, no? Perché devo mettere la mascherina? Se oggi non è obbligatorio? Quindi per lei va benissimo a essere finalmente libero? Sì. Lei ha pensato di rimanere ancora con la mascherina? È più comodo? No, io la odio ferocemente. Cioè, ce l'ho addosso perché appena uscita dal lavoro sono in giro per il centro, ho tempo di cavarla, rimetterla, ho detto vabbè, la tengo su per il momento. Però, cioè, ecco, si usano perché sono indispensabili, però onestamente dopo un po' veramente cominciano, non lo so, è l'elastico che ti tira, è l'orecchio che ti fa male, bisogna... Non è che mi dà fastidio, la tengo così. Ma pensa fra qualche giorno di toglierla? Ma no, anche adesso, però è l'abitudine che ce l'ho, mica per altro. La mascherina dava fastidio, specialmente uno che non respira con quelle lì, che ce l'ho. Non si respira bene, tutto lì. E comunque lei ce l'ha perché per entrare... Dove? Ne ho due. Unica e una di casa. Buone notizie invece per i prigionieri del Green Pass. Sarà operativo dalla prossima settimana all'interno del lab vaccinale dell'Ente Fiera di Martignacco un punto per la risoluzione di problematiche legate all'ottenimento del Green Pass o allo spostamento della seconda dose. Lo sportello sarà ad accesso libero lunedì 14 febbraio dalle 14.30 alle 18.30, mercoledì 16 febbraio dalle 14.30 alle 18.30, giovedì 17 febbraio dalle 9 alle 12. Voltiamo pagina, una rete di sportelli e un sito web per supportare con gli adempimenti burocratici le associazioni di volontariato del Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa è stata presentata nella sede della Regione in Piazza Unità a Trieste. Sentiamo. Uno sportello che possa aiutare il mondo associativo, soprattutto quello medio-piccolo, che da solo non riesce a seguire le numerose norme che regolano il terzo settore. La Regione Friuli Venezia Giulia ha presentato il nuovo portale sportellifvg.it che sarà operativo dalla prossima settimana e rivolto a tutte quelle realtà che necessitano di un supporto. Riccardo Riccardi, vicepresidente della Regione, ha sottolineato come siano realtà fondamentali sul territorio che a causa anche del Covid rischiano di sparire. Parliamo, ha spiegato Riccardi, di migliaia di persone che donano il proprio tempo e le proprie esperienze in maniera gratuita e ora si trovano in difficoltà per strumenti e norme con tecnologie e piattaforme complesse da usare. Giampiero Licino, presidente di Fish Friuli Venezia Giulia, ha aggiunto che il servizio sarà garantito da persone con disabilità che si mettono a disposizione degli altri, una situazione unica che verrà promossa anche in altre regioni. Edwige Tantin Ackerman, presidente della Federazione Volontariato FVG, ha ringraziato la Regione per la volontà di creare questo strumento, mentre Pierpaolo Gregori ha ricordato come sul territorio siano presenti anche gli sportelli fisici e di come tutta l'iniziativa sia nata su richiesta delle stesse associazioni. Grazie a uno stanziamento dell'amministrazione regionale per complessivi 8 milioni di euro, la terrazza mare di Lignano Sabbiadoro sarà interessata da un intervento di riqualificazione che si concluderà entro il 2024, che valorizzerà il progetto originario dell'architetto Aldo Bernardis. Il primo incontro ufficiale con il gruppo di progettisti e architetti che lavoreranno al restyling della terrazza mare si è tenuto nella mattinata di ieri a Lignano. Il sindaco della località balneare Luca Fanotto e la delegazione della Direzione Centrale Attività Produttive e Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia hanno accolto il gruppo vincitore del concorso internazionale bandito la scorsa estate e composto da FM Ingegneria, capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti aggiudicatario, dall'architetto Giulia de Apollonia e da João Luis Carrillo de Gracia, architetto portoghese di fama internazionale. L'intervento avrà l'obiettivo di valorizzare l'opera architettonica e di conseguenza l'attrattività turistica. E ora ci spostiamo a Gorizia, dove nel parco Piuma Isonzo, alla presenza del sindaco Rodolfo Ziberna e dell'assessore regionale Callari, è stato presentato il piano integrato di valorizzazione del capoluogo isontino. Sentiamo. La strategia è quella di intanto mettere a disposizione
degli utenti, dei cittadini, un patrimonio importante. Qui siamo nel Parco dell'Isonzo, in quello che la città vuole far diventare una sorta di Isonzo Beach, sul modello di come in altre città attraversate dai fiumi i cittadini possono usufruirne da tutti i punti di vista, non soltanto per prendere il sole ma anche per apprezzare le bellezze di un ambiente che è ben conservato. Ringrazio l'amministrazione regionale perché oggi la giunta regionale, ieri la giunta comunale abbiamo deliberato un accordo di valorizzazione, cioè per valorizzare dei beni della regione che verranno gestiti dal comune di Gorizia, tra i quali questo è il parco di Piuma Isonzo, prospiciente il fiume. Questo lembo di terra stupendo ospiterà non soltanto un bar ma servizi igienici, ospiterà lettini per prendere sole, ombrelloni, tavolini. Ci sarà perciò la possibilità da parte del goriziano di avere una sua vera e propria spiaggia. Ecco perché la chiamiamo Isonzo Beach. Ultima pagina, inizia la seconda fase delle quiz di Telefriuli Lo Sapevo e per le Proloco eliminate al primo turno è il momento di puntare al ripescaggio. Oltre ai like ottenuti sulle pagine social di Telefriuli si aggiunge anche il concorso con i coupon cartacei del settimanale Il Friuli. Scopriamo come. Per il quiz di Telefriuli Lo Sapevo è iniziata la seconda fase. Per le Proloco eliminate al primo turno è il momento di puntare al ripescaggio. Oltre ai like ottenuti sulle pagine social di Telefriuli si aggiunge il concorso con i coupon cartacei. 10 le Proloco ripescaggio, di cui 3 avranno la possibilità di rientrare in sfida direttamente ai quarti di finale. Colloredo di Montalbano, Dignano, Attimi, Sfogliano di Puglia, Butrio, Campoformido, Pantianicco, Cividale, Valle di Sonfulbergo, Forgaria nel Friuli, le Proloco che possono sperare nel ripescaggio. Ricordiamo che per votare online sulla pagina Facebook di Telefriuli è necessario mettere un like sotto la foto della Proloco che volete riportare in gara. Ogni preferenza vale un punto. Si può votare anche attraverso i coupon ritagliabili sul settimanale Il Friuli in edicola a partire da venerdì prossimo 18 febbraio. In questo caso il voto permetterà alla Proloco di conquistare 20 punti. I coupon vanno spediti o consegnati alla nostra redazione. Le votazioni online saranno aperte fino al 9 marzo, mentre i coupon dovranno essere spediti in redazione entro e non oltre il 7 marzo. La classifica tiene conto delle votazioni espresse online che alla fine del concorso saranno sommate alle preferenze ricevute tramite coupon. E vi ricordiamo a questo proposito l'appuntamento di questa sera con Lo Sapevo a partire dalle 21, prima sfida della seconda fase tra le Proloco di Zoppola e Moimacco. Concludiamo con i 100 anni dell'Associazione Amici della Musica. Per l'occasione alla mostra è andato in scena un concerto. Sentiamo. Per Amici della Musica di Udine, associazione fra le più longevi che dal 1922 organizza concerti, progetti ed incontri atti a diffondere la musica classica in tutte le sue forme, il Teatro Palamostra ha ospitato il terzo concerto in calendario alla stagione che celebra i 100 anni della propria storia con il duo Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e Marco Scolastra, pianista perugino, direttore degli Amici della Musica di Foligno, con in programma musiche di Giuseppe Verdi, Camille Saint-Saëns, Igor Stravinsky, Alberto Ginastrera ed Astor Piazzolla. Dopo aver ricoperto per 15 anni il ruolo di primo clarinetto solista nell'Orchestre Nationale de France, Alessandro Carbonare ha svolto importanti collaborazioni, sempre nel ruolo di primo clarinetto con i Berliner Philharmoniker, la Chicago Symphony e la Filarmonica di New York. Dopo essersi diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio di Perugia, Marco Scolastra si è esibito come pianista in importanti teatri, istituzioni musicali, festival, rassegne e programmi televisivi con registrazioni per Phoenix Classic, Stradivarius, Brilliant Classic, Decca e Rai. E per questa edizione è tutto, ci vediamo questa sera alle 19, vi auguro buon pranzo e buon pomeriggio.